Bene, cari fratelli, sorelle, simpatizzanti, amici, pace del Signore. Ben ritrovati ancora su questo schermo, tra virgolette, su questi mezzi social. Grazie a Dio per i mezzi che abbiamo a disposizione, per internet, che ci dà modo appunto di divulgare la parola del Signore, di condividerla, perché è fonte di grazia, fonte di vita, di speranza, e ci avvicina di più alla presenza del Signore. Voglio condividere un passo in Deuteronomio capitolo 10 dal verso 12 fino al verso 22. È l'ultimo libro del Pentateuco, i primi 5 libri della Bibbia scritti da Mosè. Deuteronomio capitolo 10 dal verso 12. Inizio a leggere. E ora, Israele, che cosa chiede da te il Signore il tuo Dio, se non che tu tema il Signore il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do? Ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che essa contiene, ma soltanto ai tuoi padri il Signore si affezionò e li amò. Poi, dopo di loro, fra tutti i popoli, scelse la loro discendenza, cioè voi, come oggi si vede. Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro collo, poiché il Signore il vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta regali, che fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero e gli dà pane e vestito. Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Temi il Signore il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a Lui e giura nel suo nome. Egli è l'oggetto delle tue lodi, è il tuo Dio che ha fatto per te queste cose grandi e tremende, che gli occhi tuoi hanno viste. I tuoi padri scesero in Egitto, erano 70 persone, e ora il Signore il tuo Dio ha fatto di te una moltitudine simile alle stelle del cielo. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Subito risalta il versetto 12 questo concetto che Dio chiede qualcosa al suo popolo, Israele. Intanto accenniamo un po' cos'è questo libro, Deuteronomio. Vuol dire ricordare la legge, rievocazione della legge. Mosè parla alle nuove generazioni, perché la vecchia generazione era ormai passata, aveva disubbidito a Dio e Dio non aveva permesso che quella generazione potesse entrare nella terra promessa. Solamente Caleb e Giosuè e i loro discendenti sarebbero poi entrati nella terra promessa. Quindi quella generazione era passata. Mosè parla, racconta le gesta di Dio, di come il Signore con mano potente li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto. E dopo aver fatto questo, ecco che esorta questa generazione nuova a ubbidire a Dio. E leggiamo: e ora, Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio? Se non che tu tema il Signore, il tuo Dio. C'è un ribadire che il Signore è il tuo Dio. E quello che chiede il Signore è di essere amato, non a parole, ma effettivamente amato con tutto il cuore. Quando il Signore chiede qualcosa, non chiede mai quello che noi non possiamo fare, ma chiede solamente quello che noi siamo in grado di fare. Dipende da noi, è una nostra scelta. Se tu scegli di amare Dio,
e allora conseguentemente le tue scelte saranno subordinate a questo principio, prima di tutto amare Dio, temere Dio, aver rispetto per Dio, onorare Dio. Quello che il Signore ci dà come legge, la parola del Signore, sono solo qualcosa che riguarda il nostro bene. Il Signore chiede che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore. Quindi non è un'imposizione, non è per piacere, così per soddisfare il proprio ego, che Dio dà la sua legge, ma la legge il Signore la dà per il nostro bene. La parola di Dio è per il mio bene e per il tuo bene. Al Signore, al tuo Dio, appartengono i cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che essa contiene. Tutto appartiene a Dio, è Lui che ha creato ogni cosa, la terra, l'uomo, gli animali, la natura, l'universo, tutto appartiene a Dio. Noi apparteniamo a Dio, ma anche chi non accetta Dio appartiene lo stesso a Dio, anche se non si rende conto che è frutto della creazione di Dio. Ma dice ancora la Scrittura, fra tutto ciò che appartiene a Dio, fra tutte le popolazioni che comunque appartengono a Dio, soltanto ai tuoi padri il Signore si affezionò. Soltanto a Israele il Signore si affezionò fra tutti i popoli, scelse Israele come suo popolo, fece una promessa ad Abramo e quella promessa si è avverata. Ora il Signore dice: circoncidete il vostro cuore e non indurite più il vostro collo. Israele è sempre stato un popolo definito dalla parola di Dio dal collo duro. Difficilmente si è piegato alla volontà di Dio, difficilmente ha accettato il piano di Dio, la volontà di Dio, è sempre stato un popolo ribelle. L'esortazione di Dio è: non indurite il vostro collo, il vostro cuore, anzi circoncidete il vostro cuore. È vero che Dio ha dato l'obbligo della circoncisione al popolo di Israele. Era un segno esteriore, un segno che quel popolo era un popolo diverso dagli altri perché apparteneva a Dio. Ora il Signore chiede qualcosa non più di esteriore, ma qualcosa di interiore. Circoncidete il vostro cuore, ci sia un segno nel vostro cuore di appartenenza a me. Alleluia, certamente l'esterno è buono perché gli altri possano vedere, ma stiamo attenti perché dando tanta importanza all'esteriore possiamo diventare ipocriti, falsi, e possiamo dimostrarci qualcuno che poi interiormente non siamo effettivamente. Dio ci dia grazia di essere persone coerenti, vere, sincere, leali, avere la luce del Signore. Quindi quando Dio dice circoncidete dunque il vostro cuore, ecco, chiede qualcosa dentro di noi che deve avvenire, un amore sincero per Lui, capace di rinunciare a tutto e a tutti per amore suo. Alleluia. Voglio fare un esempio pratico. In questo momento di pausa collettiva stiamo effettuando le riunioni in internet tramite Zoom. Grazie a Dio ci vediamo, abbiamo modo lo stesso di svolgere il culto, ascoltare la parola di Dio. Tutti i pastori registriamo questi videomessaggi brevi così per non lasciare senza parola la parola di Dio, che è fondamentale, però non vogliamo abituarci a questo. Questa pausa finirà, torneremo alle nostre comunità, grazie a Dio riapriremo le nostre comunità e spesse volte noi pastori dobbiamo sempre incitare,
tutti per frequentare la chiesa, soprattutto di settimana. Allora, per amore del Signore, sentiamo il bisogno di frequentare la chiesa. Per amore di Dio, vogliamo sentire la voce sua che ci chiama quando c'è l'appuntamento in chiesa, o vogliamo sentire il bisogno di radunarci, di stare alla sua presenza con i nostri fratelli, con le nostre sorelle, stare insieme alla sua presenza. C'è una benedizione straordinaria nello stare insieme. Non è come se tu sei da solo, da sola. Quanto è bello e quanto è caro che i figlioli di Dio dimorino insieme, perché è lì che il Signore ha stabilito che ci sia una benedizione. C'è una benedizione straordinaria quando siamo insieme. Alleluia. Troppe volte quando incoraggiamo a venire in chiesa, noi pastori ci sentiamo dire: sono stanco, ho fatto tardi al lavoro, non me la sento. È come se fosse uno sforzo immane, entrare nella casa del Signore. Eppure ci sono delle comode sedie, ed è un piacere poi cantare le lodi al Signore, è un piacere pregare, ascoltare la sua parola, un'oretta, quello che è, non più di tanto. Capiamo anche le esigenze e che poi si torna a casa, ma intanto abbiamo onorato il Signore, anche rinunciando a quelle che possono essere le nostre cose, le nostre comodità. Per amore di Dio abbiamo onorato Dio, il suo nome, siamo entrati nella sua casa, e sicuramente quando noi facciamo questo, quando noi onoriamo Dio, Dio non ci lascia andare a casa a mani vuote, ma sempre ci dà una benedizione. La nostra fede sentiamo che viene rinforzata, alimentata. Gloria a Dio. Cosa ci chiede il Signore? Cosa ti chiede il Signore? Tutto quello che ti chiede il Signore è qualcosa che tu puoi fare. Dio non ti chiede l'impossibile, ma per amore suo ti chiede qualcosa che tu puoi fare. Alleluia. Circoncidete dunque il vostro cuore, perché Egli, il Signore, il vostro Dio, è il Dio degli dei, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e tremendo, che non ha riguardi personali, non accetta regali. Dio non si lascia corrompere, non accetta regali. Come uomini siamo portati a corrompere altri uomini per ottenere un favore. Dio ci tratta secondo quello che noi meritiamo. Non accetta regali, ci pesa e sa quanto effettivamente valiamo, quanto vale la nostra lode, la nostra offerta, se fatta con un cuore sincero o tanto per fare, con tanta formalità. Alleluia, vogliamo essere motivati dall'amore vero e profondo e sincero verso Dio. Alleluia. I tuoi padri scesero in Egitto, ricorda ancora la scrittura, erano 70 persone, e ora il Signore il tuo Dio ha fatto di te una moltitudine simile alle stelle del cielo. Ricorda quando è iniziata tutta la storia, no? Perché Israele si ritrova ad essere schiavo in Egitto. Dobbiamo ricordarci della storia di Giuseppe, vi ricordate? Tradito dai fratelli, dopo varie vicissitudini, il Signore lo guida, lo libera, si ritrova ad essere il vice re d'Egitto, il secondo dopo il faraone. Alleluia, per mezzo suo Giacobbe entra in Egitto, c'è una carestia, trova rifugio lui e la sua tribù in Egitto. Alleluia, erano circa 70 persone, abbiamo letto. E poi in Egitto il Signore li benedice. Continua a crescere questo popolo, prospera, perché il popolo di Dio è un popolo benedetto sempre. Dio benedice sempre il suo popolo. E in Egitto cresce questo popolo, prospera tanto da diventare anche più degli egiziani. Quando la memoria di Giuseppe ormai svanisce, ecco che gli egiziani prendono coscienza di avere al loro interno
questi stranieri, Israele, e li riduce a schiavitù. Israele grida a Dio, aspetta, grida a Dio, spera. Ecco, finché il Signore poi risponde mandando il liberatore, Mosè, salvato dalle acque. Mosè che è figura di Cristo. Ecco, anche noi eravamo schiavi in Egitto, nel mondo, nel peccato, finché Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo. E siamo stati liberati dal peccato per mezzo del suo sacrificio, per mezzo del sangue che Gesù ha versato sulla croce per i nostri peccati. Quindi, dopo tutto questo, dopo aver capito l'opera di Dio nella tua vita, nella mia vita, nella nostra vita, e ora, Israele, e io voglio dire invece di Israele, Chiesa del Signore, Chiesa locale. Che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Questo ci chiede il Signore. Vogliamo veramente scegliere nel profondo del nostro cuore di fare di Dio veramente il nostro Dio, non una formalità, non una religione. Vogliamo amare Dio con tutto il nostro cuore e Dio si è avvicinato a noi. Non rimane un concetto astratto, non è una religione, un'opinione, ma Dio si è avvicinato agli uomini facendosi Lui uomo in Cristo Gesù. Alleluia! Accettiamo Gesù nella nostra vita, in questo frangente, in questo momento di riflessione collettiva. Vogliamo veramente chiederci, ma io ho dato veramente tutto il mio cuore a Dio? Ho accettato veramente il Signore nella mia vita? Lo sto servendo? Sto facendo quello che il Signore mi sta chiedendo di fare? Alleluia, vogliamo chinare il nostro capo? Alleluia, benedetto il tuo nome, Signore, Padre nostro. Vogliamo dirti grazie, Signore, dal profondo del cuore per tutto quello che tu hai fatto per noi, Signore. Non solo quello che hai fatto per noi, ma quello che continui a fare per noi ancora oggi. Alleluia, possiamo dire ancora oggi che tu sei lo stesso Dio, sei fedele. Alleluia, Signore, vogliamo chiederti, prima di ogni cosa, vogliamo amarti di più, Signore. Oh Signore, siamo consapevoli di quanto tu ci hai amati e come ci ami ancora, Signore, nonostante quello che siamo, nonostante i nostri fallimenti, nonostante i nostri errori, Signore, ma ti chiediamo nel nome di Gesù di operare ancora in noi, fa che possiamo scegliere di amarti prima di tutti e prima di tutto, prima di ogni cosa, Signore. Alleluia, benedici quanti ascolteranno questo videomessaggio, Signore, tocca i loro cuori, benedici la tua Chiesa, manda un risveglio, Signore, opera in ciascuno di noi. Te lo chiediamo, Padre, non per i nostri meriti, ma nel nome di Gesù, il tuo figliuolo che è benedetto e che vive in eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore. Dio ci benedica, cari fratelli, care sorelle, cari simpatizzanti e amici. Mi rivolgo a tutti, ma soprattutto ai simpatizzanti voglio dirvi, non rimanete simpatizzanti. Scegliete Dio, scegliete di amare il Signore, scegliete in campo, così come è sceso in campo Dio in prima persona, venendo, prendendosi cura del suo popolo, così come ha mandato Lui stesso il suo figliolo, Lui si è fatto uomo per noi, ha sofferto per noi, ha sopportato dolore e sofferenza per noi. Ecco, riflettiamo su questo e Dio ci benedica. Amen. Pace a tutti.